a tutti, buonasera. Primo applauso fortissimo per il mio cast Masquerade. Un applauso ancora lungo alla band. Simone Gerardo alla batteria, Luca Emanuele Macuda al basso elettrico, Michele Massarotto alla chitarra, Ivo Zuccarato, piano e tastiere. Un applauso ai conissi. Grazie ragazzi. Grati di essere qui stasera insieme a voi, insieme a voi. Quest'oggi più che mai è con profonda consapevolezza che portiamo avanti quello che è stato il nostro ruolo negli ultimi 2 mesi e quello che probabilmente continuerà ad essere finché ne avremo la possibilità. Portare il gospel, la parola di Dio,
delle gesta di Gesù, il Vangelo, cercare di cantare il gospel al massimo delle nostre potenzialità, cercare di suonarlo al massimo delle nostre potenzialità, non dando mai nulla per scontato. Ogni volta è diverso, come è successo già dalle prime note a quest'oggi, dove, come avete potuto sentire, c'è la possibilità di integrare qualcosa di diverso dal gospel, la musica classica. Sicuramente avete riconosciuto delle sonorità particolari. È quello che ci prefiggiamo, allargare le nostre braccia, allargare il nostro cuore e portare dentro per poi trasformare e rimandare fuori. Questo è quello che abbiamo cercato di fare durante il nostro tour, che va man mano a concludersi con questa data e poi un'altra data alla fine del mese. È stato un tour ricchissimo, dove ci sono state richieste tantissime energie, ma io penso, almeno questa è la mia verità, che tutti ci siamo nutriti di queste energie, abbiamo dato tanto ma abbiamo anche ricevuto tanto, altrimenti non sarebbero così numerosi quest'oggi. Ed è proprio oggi che abbiamo iniziato la giornata insieme con un viaggio, con un pullman che ci ha fatto stare vicini, dove ci siamo raccontati cosa abbiamo fatto le ultime giornate dell'anno, dopo l'Epifania, anche all'inizio, l'Epifania con il concerto Ponte della Priula, meraviglioso. Sicuramente abbiamo parlato di questo in Corriere e di altro. La strada c'era, stavamo andando avanti ma non sapevamo dove stavamo andando. E solamente quando siamo arrivati qui è arrivato il grande dono, il grande regalo. E ci siamo nutriti di questo regalo. E tuttora, adesso io non so dove sto andando. E ringrazio Dio per questo. E tutte le forze che mi fanno stare in piedi qui. E è un po' quello che ho detto durante le prove ai coristi. La musica gospel è... ogni brano ha il suo testo, ci sono le note da fare, però ci dà la possibilità di andare in luoghi dove non si sa bene cosa può succedere. Avete capito? Quello che è il nostro intento è portare questo gospel, questo segno, questa preghiera, e nel contempo portarvi per mano in un sentiero che non è ancora battuto. È lì dove vogliamo andare, è lì dove vogliamo prendere i nuovi respiri. E spero che nella vostra vita sia tutto così, non caotico, non tutto un telegiornale già scritto, ma tutta una cosa nuova, continui respiri. Questo è quello che vogliamo portare oggi, né più né meno, un buon respiro di trasformazione. Grazie per averci invitato e grazie al Core per aver accolto questo grande richiamo. Buon concerto.
Grazie Marina. I love the Lord. Grazie Maria. Senti questo bel applauso e anche per te. Prima dicevo a un mio caro amico, nonché un nostro fan singolare, vi dico una cosa che non dovrei dire in uno show, sempre che sia uno show, però facciamo che rimane qui. Dico? Sicuro? Sicura? Ok, no, sono... ok. Abbiamo fatto 1, 2, 3 brani, 3 canzoni, giusto? Io sarei a posto. Lo sapevo che non dovevo dirlo. Comunque sono sicuro che se mi viene un colpaccio qualcuno mi aiuta. Mi portate fuori dal palco e loro vanno avanti. Ma forse perché è la fine del tour. Ma ho iniziato a dirlo già a metà tour questo. Saranno gli anni e dopo, adesso ho fatto 36. Cos'è, un applauso di commiato? Perché avete applaudito? Per le battute originali. Condividevo con questo mio amico. Si chiama Renato, Don Renato Pilotto, lo conoscete? Sì, qualcuno lo conosce. È una persona che ha portato qui con la forza altre persone a sentirci. Ok, ci sta anche riprendendo, quindi cantate bene, ok? Oggi Don Renato compie 45 anni. E noi siamo il suo regalo per lui, eccolo. 47, più o meno, dai. Renato, ero convinto che fossi là dietro, guardavo là, io ho detto, vedi che l'età, ciao. Ho detto proprio questa cosa prima. Vorrei che i concerti durassero molto meno, ma non per una questione per andare via prima, per una questione che sentire brani come quelli che abbiamo fatto finora, quello che hai cantato anche Marina come solista, mi fa entrare in una sorta di mondo dove non c'è il tempo, dove non c'è un applauso alla fine, c'è solamente un finire il brano, quando lo finisci rimanere su quella cosa lì e contemplare il brano. È una cosa sulla quale abbiamo lavorato molto nel periodo appena passato, quel periodo brutto che non voglio nominare, nel cercare di tirar fuori dai coristi il sentire che non è solo questo, no? Di rimanere a sentire gli applausi che fa il pubblico, perché è la nostra paga, non la nostra che siamo professionisti di loro, però anche la mia, del mio ego, della mia personalità, della mia anima. E per loro c'è solo quella, a parte il rinfresco finale. Ok? Questo è da sport. Ok, quindi chiudiamo e non ci facciamo mancare nulla. E quindi avete capito perché 4 o 5 brani basterebbero? Magari brani da un quarto d'ora l'uno. Vedi, non sono abituati. Ma siete mai andati in America a una messa o a un concerto? Io una volta, adesso andiamo avanti, ne abbiamo ancora 20 da fare, le porte sono chiuse, da qua non andate via. Poi c'è la corriera, puoi credere, non è che non guido stasera. Una volta ho cantato una Amazing Grace, ho avuto l'onore di mettermi come corista, cantare Amazing Grace con degli afroamericani, è durato 22 minuti. Una canzone. Quella roba lì che hai detto tu. Mi piace la tua spontaneità. E uno dice dopo 22 minuti ti hanno portato via. No, dopo 22 minuti non volevo cantare più niente, ero a posto, anche perché 22 minuti sono tanti. Amazing Grace poi. Torniamo a fare Bach. Meglio di Amazing Grace, no scherzo. 22 minuti a pregare, quella è sempre quella. Guardate che si raggiungono delle cose meravigliose. Come quella che abbiamo vissuto adesso con I Love the Lord, un brano che è stato portato, diciamo, alla fama
grazie a Whitney Houston, alla sua meravigliosa voce e interpretazione, un brano di Richard Smallwood. Ora vi faremo sentire un brano che sicuramente anche Don Renato, che ci segue da ormai millenni, decenni. Il titolo è Revelations, Rivelazioni. È un brano che, come ho detto anche all'ultimo concerto, vi invito a contare tutte le volte nelle quali viene detta la parola Alleluia. Ok? Poi alla fine chi indovinerà vincerà vincerà una serata con me a casa sua e io mangerò. Di solito va bene? No dai, porto anche i musicisti stavolta, così almeno camuffo il danno. Ok? Abbiamo anche dimmi cara. Cosa? No, suoniamo, quando mangiamo di brutto, poi io sono friulano, poi mangiamo e beviamo. Friulani e veneti, ragazzi, vi facciamo un danno da centinaia di euro. Ok, un disco, mi raccomando, contate, state lì a contare e non godetevi il brano. Contate tutti gli alleluia, ok? Buon ascolto.
90. Quanti 110? 107! Sembra... Ragazzi, non so se ti stanno sentendo i musicisti, ma è meraviglioso. Avete sentito un po'? Ok. 110. Quanti 110? Sue mani, vediamo quanti dischi vanno fuori. 5. Quanti 113? 111. Allora, alleluia. 114. Alleluia. 115. Non è finito il pezzo. Ok. Allora, tutti i 113 siete in 5-6. Allora, vediamo. Se abitate vicino, vi organizzate. Scegliete una taverna. E come promesso, noi verremo lì, perché noi andiamo dove c'è bisogno. È tutto scritto, ragazzi, tutto qua. E viceversa. Ok, andiamo, almeno quei 4 dischi li regaliamo, 113. C'è Francesca, giusto? Li sentiti? Hai visto che ha alzato le mani? Io le riconosco tutte, anche con la maschera. So anche dove abitano, ce ne sono anche 2 dietro là. Francesca oggi non canta perché è senza voce, giusto? Però prima là hai cantato, io ti ringrazio tantissimo, grazie di cuore. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
lodare Dio. Praise God. Pronti? Praise God, praise God, praise God, praise God. Su, praise Io vi chiedo una cosa, chi vuole la fa, chi non vuole la fa. Non vi ho neanche chiesto se volevate cantare e qualcuno ha cantato. Vi ringrazio, vi ringraziamo. Vi vorrei dare un consiglio e chiedervi una cosa. Il consiglio è uguale alla cosa che vi chiederò. Se volete farlo, chi vuole si può alzare in piedi e far sì che la sua voce si liberi e esca questa preghiera. Lo facciamo una volta sola. Pronti? Facciamo il coro. Via Paolo, prego. Pronti? Queste sono le prove che abbiamo fatto prima in questo concerto. Siete pronte? E voi siete pronti? Ok? Andiamo. Praise God. Praise God. Canta. Praise God. Praise God.
Applauso Elisabetta, prego. Vieni alla luce. Brava. Si sente che come secondo lavoro fa la cantante blues. Giusto? Come secondo lavoro fai la cantante blues. E come primo lavoro insegni ai bambini piccoli cantando blues. Perché ricordatevi che insegnare ai bimbi piccoli cantando blues rende tutto più facile. Come state? Bene? Ok, avete visto l'orario? Tutto a posto? Ok, chiamata a casa che va avanti qua, ragazzi. Ok? No, Renato, hai pellicola sulla macchina digitale? Ok. Bella questa? Capita, mentre la dicevo, capita, sentivo che ridevo. Ok.
Il brano che canteremo ora è un brano a cappella, quindi riguarda solamente le voci, finalmente qualcuno dice, perché di solito dicono la musica è forte. Io non capisco perché sono friulano, perché sento solo musica forte, sì, basta. E invece il gospel è fatto anche dai musicisti, ma qui c'è un'acustica meravigliosa, a me piace tantissimo. Io da qui sento il concerto bellissimo, fuori, non so com'è, ma ci sono delle magie ogni tanto, e questo grazie a Gianluca Bortotto, al suo angelo custode Daniele, al figlio del suono. È un lavoro difficile perché hai in mano le voci del coro, capito? Quindi potresti rovinare il concerto e io potrei non chiamarti più. Quindi capito perché è difficile, stai sempre lì sul... Ma non è che era una minaccia, era per dire che è un lavoro più complicato, per dire. Avete capito? Era bonario. Sì. Si cresce tutti insieme alla fine, perché qui ci sono tanti equilibri, come nella vita. E quindi se uno non fa diversi concerti, diversi ambienti, diverse chiese, teatri, cioè è impossibile, hai capito? Boh, a parte questo, il brano che canteremo a voci scoperte si chiama Negro Spirituals, scritto negro e spirituals. Cosa vuol dire? È un potpourri di brani, ovviamente afroamericani, dei più, mi viene da dire antichi, dei più vecchi. È un brano che io eseguo da, penso, una ventina di anni, in diverse situazioni corali. Ho voluto portare questo insegnamento che è arrivato ovviamente dagli afroamericani anche al River Gospel Squire, mettendolo alla prova, perché come potrete sentire non è proprio il brano più facile da eseguire, anche voci scoperte. Quindi io vi ringrazio in anticipo per il lavoro che hanno fatto sia nel tour invernale, per tutti gli allestimenti, e sia per quelli che vengono chiamati sacrifici da noi, che però è una parola che non mi piace, per tutto quello che hanno fatto per venire a cantare, essere sempre presenti, educati e profumati. Qualcuno, ok? Era da ridere questa. Ok, buon ascolto, Negro Spirituals.
slow the wheel, way in the middle of the air. Easy girl, slow the wheel, way up in the middle of the air. Easy girl, slow the wheel, way in the middle of the air. The big wheel on my face, a wheel, way in the middle of the air. And the man, brother, you're walking on the grass, way in the middle of the air. And football, take back his own get lost, way in the middle of the air. Also the way you can push you, way in the middle of the air. Into the man that's the middle of you, way in the middle of the air. Easy girl, slow the wheel, way up in the middle of the air. Easy girl, slow the wheel, way in the middle of the air. Start for sing a shout, sing a shout. Hallelujah, 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 hallelujah. Because it's Monday, Robert, way in the middle of the air. Michele Massaruto. Una presentazione a caso. Grazie signori, grazie. Lift up your voices now, sing praises unto God. For all the things that He has done, all for it all to give. He is the morning sun. Sing praises unto God. We lift our voices to God. Lift up your voices now, sing praises unto God. For all the things that He has
for all the things you have done. Oh, we praise you, Lord. Oh, we praise you, Lord. Oh, we praise you, Lord. Oh, we praise you, Lift up your voices now, sing praises unto God. For all the things that He has done, all for it unto Him. He is the morning sun. Sing praises unto God, we lift our voices to God. We lift our voices to God. Un applauso alla banda. Vedo che nessuno sta andando via. Dopo questo scarico emotivo importante. Ah, adesso sto bene. Mi è ritornata la voce. Fantastico. Senti che roba, eh? Avevo bisogno di sbloccare. Allora,
Matteo 28, è un brano scritto da mio amico Donald Lawrence. Ve lo traduco all'inizio, poi sta a voi in qualche modo chiudere gli occhi e farsi guidare dal sentire di quello che è la descrizione molto teatrale, molto tipo musical di questo meraviglioso brano che cambia ogni 16 misure. Distruggi il tempo in 3 giorni, lo ricostruirò. Parla di questo, parla di paura nel vedere Gesù morto e parla di questa voce degli angeli, dicono fear not, non aver paura perché lui non è morto, lui risorgerà. Questo lo potete sentire alla fine del brano. Parla del rumore, suono della pietra tombale che rotola in un crescendo meraviglioso, e parla anche di un terremoto, quel terremoto. Parla di Gesù, il nostro supereroe. Matthew 28. Destroy this temple in 3 days. I'm burning it up. I will
pezzo di storia? Un altro pezzo di storia? Un altro pezzo di storia? An angel of the Lord spoke in the wilderness saying, fear not, 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 fear
Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. belongs to you. My hallelujah belongs to you. Grazie di Andrea. You deserve it. Ah, proprio così. Cosa vuoi che faccia? Andiamo via. Già 4 volte che devo andare via. Allora, il concerto non è finito. No, perché ho visto gente che stava iniziando a prepararsi. È finita la prima parte. Sto leggendo qua. Ci sono... Sì, aspetta. 6 parti così. Però dopo abbiamo chiesto il catering. Passano in mezzo. Tutto. Ti rendi conto che roba? Ah, che bello. Cosa dite, ragazzi? No, ma... Ho chiesto di prepararmi il testo per non paura di non ricordarmi nulla, dopo averlo cantato 600 volte. No, perché penso di aver perso qualche pezzo di testa lì. Andrea, è colpa tua, perché hai cantato molto bene. Fantastico. Allora, non so se c'è il permesso per ballare, però ho visto gente che prima ha accennato dei movimenti tipo questo. Ho visto 2 persone che hanno fatto così e 3 però molto nel buio dietro, così, tra le quali il fonico. È l'unico ballo che sa è questo. Ok. Siamo fuori legge, immagino. Però ok. Potete muovervi anche senza muovervi. Ok. Pronto? I got my ring and I want to make, because I want to see my Jesus someday. I got my mind up and I want to turn back, because I want to see my Jesus someday. Goodbye world, I'm staying longer with you. Goodbye pleasures of sin, I'm staying longer with you. I made up my mind to go God's way the rest of my life. I made up my mind to go God's way the rest of my life. Goodbye.
voice, oh my curse the best, last ever to rejoice. Oh, I want to stream to look upon his face, dare to save of the saving grace. Oh, the streets are dark, my voice, oh my God, Christ, oh the last ever to rejoice. And I want to beg because I want to see my Jesus someday. Grazie, rimaniamo in piedi, rimaniamo si parte, segue!
Yesterday was an happy day. Just a day is a happy day. I won't cry no more, because my heart is full of joy to stay. He was a happy day. Questo è facile, oggi. Una parola, questa è Renato da Sá. Hey, amen. Hey, amen. Hey, amen. Hey, amen. Hey, amen. Canta al pubblico. This is the life of mine. I'm gonna let
Oh, happy day. 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 Oh, it's a happy day. Grazie. Simone Gerardo alla batteria. Simone Gerardo, Luca Emanuele Matruda al basso elettrico, Luca Emanuele Matruda, Michele Massaruto alla chitarra, Michele Massaruto, Ivan Zuccherato piano tastiera, Ivan Zuccherato, le voci meravigliose River, Gaston Esquire, grazie ragazzi, grazie a tutti, Signori, il nostro direttore Alessandro Pozzetto. grazie. Grazie di cuore a Don Roberto, a tutti i volontari, a tutti coloro che lavorano qui gli operatori e grazie mille a voi e buon anno. Se vi fa piacere abbiamo anche dei nostri CD lì in fondo, seguiteci nelle nostre pagine Facebook, Instagram, se magari mettete qualche video ci taggate così li vediamo. Grazie mille e buon anno. Giuseppina Caruso, la presidente, e questo è Renato. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Elena, tanti auguri a te. Grazie. Auguroni. Grazie Don Roberto, grazie di cuore.